non ho avuto modo di vederlo né di sentirlo né ieri. Dubito anche oggi, perché immagino che non sarà ancora stato autorizzato ai colloqui, se no mi avrebbe contattato. Confido di sentirlo domani e certamente lo vedrò a inizio settimana. Mentre gli investigatori continuano a cercare il complice, il vigile quarantenne Riccardo Salvagno, presunto assassino di Sergiu Tarna, da Venezia è stato trasferito in un altro carcere dove con tutta probabilità parlerà nuovamente col suo legale all'inizio della prossima settimana. Intanto continuano a emergere dettagli sulla sua vita e personalità, tra chi lo definisce una persona espansiva e socievole e chi a tratti paranoica, spesso vittima di supposizioni o congetture, racconta qualcuno, arrivando a scorgere complotti anche dove non c'erano. Aveva iniziato a lavorare nella polizia locale di Venezia nel 2022, dopo la mobilità per lo scambio con un collega. Arrivava da Padova, ma durante il Covid era stato sospeso per aver scelto di non vaccinarsi. In Laguna ha lavorato per un periodo nel settore casa, ma dopo aver manifestato alcuni problemi di relazione con la struttura in cui operava è stato spostato alla centrale operativa, dove aveva iniziato a utilizzare le telecamere della control room a scopi personali. Quindi era stato trasferito. La scorsa estate è andato in crisi, assentandosi per qualche tempo, e gli è stata ritirata temporaneamente la pistola d'ordinanza. Poi il reintegro. Ho appreso oggi, ascoltando una vostra intervista al comandante della polizia locale di Venezia, cosa che io non sapevo, che il Salvagno era stato progressivamente demansionato, evidentemente per delle situazioni che erano emerse. Aspetti che l'avvocato approfondirà insieme a quelli sulla personalità di Salvagno, senza escludere, qualora si rivelasse utile, la richiesta di un'eventuale perizia psichiatrica. Sono emerse delle criticità, ecco, uso questo termine un po' generico ma volutamente, delle criticità che evidentemente anche in forza di ciò che è stato reso pubblico, cioè questa intervista del comandante della polizia locale, meritano una valutazione più approfondita, quindi anche valutazioni tecniche, specialistiche, che possono eventualmente essere utili anche nella ricostruzione di un fatto. Galletti dichiara anche che il suo cliente non avrebbe confermato di aver sparato. Ha un ricordo vaghissimo di alcune fasi di questo incontro, ha dato una sua spiegazione, ripeto, ricostruito la vicenda per come in questo momento di cui per questo momento ha un ricordo. È ovvio che mi appoggerò o riterrò necessario individuare un tecnico, un consulente a cui affidare una serie di quesiti funzionali eventualmente ad una successiva poi valutazione peritale nel contraddittorio ovviamente con la procura. 5 giorni prima di premere il grilletto nel pomeriggio di Natale, Salvagno tempestava il cellulare di Tarna con messaggi minatori. Preparati, ti darò la caccia. La notte seguente i due si erano affrontati in strada. I carabinieri hanno ricostruito giorni interi di litigi e insulti tra i due, e dietro al delitto potrebbe esserci anche altro, come il video compromettente in cui si vede Salvagno assieme a una cubista in un nightclub. Al momento l'accusa è di omicidio in concorso con un complice.